Mi trovo a Cagliari davanti alla chiesa di Sant'Anna, 4 maggio 2023. Tra poco mi trasferirò verso Viale La Playa perché voglio partecipare alla processione di Sant'Efisio, il viaggio del ritorno da Nora verso Cagliari. Nora è il luogo del martirio. Mi sono appena spostata dalla sua chiesa. Questa è una piazzetta un pochino più silenziosa. Durante altri miei video ho parlato dell'abito tradizionale di Desulo. Voglio riprendere l'argomento e vi mostro questa immagine. Scusate un attimo, sotto un attimo di silenzio. Non ho il libro appresso perché è un po' pesante e oggi devo camminare tanto, ho bisogno di avere le mani libere, però vi voglio parlare del suo contenuto. L'ha scritto Giancarlo Casula, nipote del famoso poeta Antioco Casula, noto montanaro, era suo nonno paterno. Io ho ricevuto in dono questo libro da Giancarlo, che ringrazio tanto. Ve ne voglio parlare perché è un libro interessantissimo. Parla della semiotica, cioè di quei messaggi che l'abito tradizionale desulese trasferiva alle persone che attente ne conoscevano il codice. Quindi l'abito utilizzato come codice. Sicuramente l'abito femminile più bello la donna lo utilizzava il giorno del suo matrimonio, questo per le signore sposate. Poi cambiava nel corso degli anni, veniva modificato e spesso le persone non potevano permettersi molti abiti, quindi magari quotidianamente veniva utilizzato al rovescio per le grandi occasioni dalla parte buona. Desulo sicuramente è uno dei pochissimi paesi che ancora vede attraversare le strade del proprio paese con, scusate il gioco di parole, con le signore che ancora indossano l'abito, mentre tantissime donne e uomini abitualmente lo indossano per le processioni più importanti. Quella della Domenica delle Palme ormai è conosciutissima in tutto il mondo perché è coloratissima, accompagnata dalla palma. Le donne tengono in una mano la palma che si abbina al colore del loro abito, è qualcosa di meraviglioso. Se voi osservate le donne di Desulo, alcune, nessuna di loro è uguale all'altra, portano tutte scarpe diverse, molte sono tanto truccate, hanno le unghie smaltate, indossano i gioielli più svariati, mentre spesso si sente dire per indossare l'abito non devi essere truccato, non devi avere lo smalto, eccetera, le scarpe devono essere così. Allora, questo succede perché l'abito ormai sta cadendo in disuso, anche lì è difficile incontrare, mentre fino a qualche anno fa era possibilissimo, adesso diventa difficile incontrare delle signore che indossano l'abito tradizionale nel quotidiano, per cui per cercare di dare, come dire, lustro all'abito, si sta cercando di farlo indossare in maniera, come dire, senza apparenti fronzoli moderni, ma in realtà chi l'ha sempre usato ha sempre abbinato all'abito il gioiello del momento o il trucco del momento. Noi sappiamo che anche la donna egiziana si truccava, per cui sicuramente anche la donna sarda utilizzava il trucco per rendersi più bella il giorno della festa. È certo che il giorno della festa lei utilizzava l'abito più elegante. Ce l'hanno sempre insegnato che per andare in chiesa bisogna indossare il vestito più bello, perché è un momento per i cristiani particolarmente importante. È anche certo che, e ve lo dico perché io arrivo dai Sterzili e in tutta la mia famiglia le persone in lutto non hanno mai partecipato. Devo interrompermi perché le campane di Sant'Anna sono fortissime. Dicevo che nella mia famiglia io non ho neanche mezzo secolo di vita, eppure ho conosciuto tutte le persone che una volta che venivano, come dire, coinvolte da un lutto importante, indossavano poi l'abito nero, compreso il fazzoletto, lo scialle. Mie nonne, ma anche mamma ha utilizzato, nonostante la giovane età, ha indossato l'abito nero col fazzoletto per tantissimi anni, e questo nero lo si utilizzava nel quotidiano e non era pensabile che una persona partecipasse a una processione solenne in lutto, assolutamente. Addirittura io mi ricordo che non era permesso neanche avvicinarsi alle finestre e guardare le processioni, perché chi
viveva il lutto, doveva allontanarsi, diciamo che dalla vita quotidiana, dalla vita festosa, come dire, doveva rinunciare a una parte della sua vita. Queste erano le tradizioni. Mi meraviglio che ancora ci siano tante processioni in cui invece a partecipare siano proprio le donne che indossano l'abito nero. Giancarlo nel suo libro racconta molto bene di cos'è stato l'abito per la comunità desulese. Per esempio cita il viaggio dei suoi genitori durante una crociera. Naturalmente la mamma, che ha sempre indossato solo il costume, solo l'abito tradizionale desulese, e lui mi ha detto tutte le donne della mia famiglia, tutte indossavano l'abito tradizionale, solo l'abito tradizionale. La zia, la sorella della mamma, zia Pepedda, mi pare che si chiamasse così, quando ha lavorato per tantissimi anni al distributore ha sempre indossato l'abito tradizionale, si proteggeva magari la gonna con un grembiule un po' importante, però sempre il costume di Desulo. Quindi fa poca differenza chiamarlo costume o chiamarlo abito. Sì, era l'abito tradizionale che noi ora chiamiamo così semplicemente perché sta andando in disuso in alcuni paesi, completamente andato in disuso già ormai da un secolo. Ad Esterzili, ad esempio, io so che l'ultimo abito confezionato per un matrimonio risale al 1915, che è anche l'abito dal quale è stato ripreso il modello per realizzare il mio. L'occasione per ringraziare Giancarlo Casula non tanto del dono, quindi dell'oggetto, quanto del fatto che all'interno di esso, nelle sue righe, nelle pagine di questo libro, ho potuto leggere delle informazioni veramente interessanti, delle storie toccanti, ed è scritto in un modo tale che tu vieni trasportato in questo mondo che oramai non c'è più. Ciao Giancarlo, grazie per il tuo capolavoro.